Dai 20 centesimi a metro cubo per il prezzo del gas pagati a settembre 2021 ai 3 euro a metro cubo, a cui si è schizzati in questi giorni meno di un anno dopo. Un aumento esponenziale dei costi delle bollette che sta mettendo in crisi le famiglie, ma anche fornaci e aziende in tutte le vetrerie di Murano, l'isola del vetro in Laguna, per antonomasia. In tanti, se non ci sarà un repentino cambio di rotta con un abbassamento dei prezzi, non apriranno più la produzione artigianale e terranno spenti i forni da settembre. Lo dice chiaramente il presidente del consorzio Promovetro Murano, Luciano Gambaro. In questi giorni abbiamo avuto punte addirittura giornaliere del gas a metro cubo a 3 euro, cioè una cosa spaventosa e pazzesca. Questo veramente ci sta mettendo in discussione la riapertura dei forni, la riapertura delle nostre attività, anche a fronte del fatto che tutto sommato dal punto di vista degli ordinativi nell'ultimo periodo, negli ultimi anni, si era un momento in crescita dopo i problemi che erano subentrati con la pandemia. Così, proprio quando le commesse parevano riprese, i prezzi alle stelle delle bollette mettono in dubbio che il gioco ne valga davvero la candela. L'assurdità è avere lavoro in casa e non poter prevedere di svolgerlo, di farlo, e quindi anche un doppio danno, perché anche, tra virgolette, spiegare ai nostri clienti, soprattutto esteri, che abbiamo questo tipo di problema, c'è da una parte la comprensione, ma dall'altra anche il fatto che loro stessi potrebbero rinunciare all'ordine e quindi a cancellare tutti gli ordinativi fatti. Ci si aspetta una risposta del governo. Parte quindi l'ennesimo appello. Qualcuno risponderà? C'è l'assoluta necessità questo è un appello che noi lanciamo al governo, di trovare un momentino una soluzione, magari ponendo un cap al prezzo del gas, perché altrimenti, se noi non possiamo programmare il nostro futuro e non possiamo sapere il prezzo che poi a fine mese andremo a pagare del gas, non riusciamo sicuramente neanche a programmare quello che è il lavoro. Pensiamo solo dal punto di vista degli ordinativi, cioè noi com'è che facciamo a stabilire un prezzo se non conosciamo il prezzo del gas?